Allora, stavamo parlando un po' degli sbarchi, sì, degli stranieri che arrivano, sbarchi o arrivi, insomma, di stranieri. Sì, va fatto un discorso un po' più ampio che coinvolge appunto anche la situazione internazionale. Chiaramente in questo momento praticamente tutti i paesi del sud del Mediterraneo vivono una situazione di instabilità. In particolare la Libia, dopo la caduta del regime di Gheddafi, non ha un governo stabile e questo fa sì che i flussi appunto da quel paese siano completamente incontrollati. Quindi è chiaro che anche l'operazione Mare Nostrum, cioè di monitorare i mari dal punto di vista da parte della Marina Militare, arriva fino ad un certo punto perché poi non c'è sulle coste da cui partono questi barconi, non c'è un controllo effettivo. E questo è dimostrato anche dalla nazionalità dei migranti che sbarcano sulle nostre coste, ad esempio, a differenza di altri paesi in cui c'è una prevalenza di siriani, in Italia i migranti che sbarcano vengono prevalentemente da paesi africani che vivono situazioni di guerra meno diciamo reclamizzate rispetto alla Siria, come ad esempio il Mali, il Burkina Faso, l'Eritrea e la Somalia. Questi sono principalmente, o la Nigeria, sono i paesi da cui prevalentemente partono i migranti che poi arrivano con i barconi e partono prevalentemente dalla Libia. Quindi finché non sarà possibile avere una relazione bilaterale con questi paesi sarà molto difficile controllare questi flussi. Gli stranieri che poi si vogliono anche integrare sul territorio, quindi queste famiglie che si sono costituite, che tipo di connotazione hanno, che tipo di problematiche anche hanno? Qui stavo appunto vedendo che nel rapporto sulle economie che sono vulnerabili, insomma, sono famiglie che non sono fragili, insomma, sostanzialmente. È così, vi risulta? Sì, secondo un recente studio su dati di un'indagine della Banca d'Italia emerge che una famiglia straniera su tre vive al di sotto della soglia di povertà, quindi una situazione abbastanza critica. Chiaramente con la crisi si è acuita ulteriormente, nel senso che molti hanno perso il lavoro e va sottolineato come la composizione delle famiglie sia diversa rispetto alle famiglie italiane. Generalmente in una famiglia straniera c'è solo un membro che lavora e generalmente hanno più figli rispetto alle famiglie italiane, Infatti. quindi quando il capofamiglia perde il lavoro diventa una situazione critica per molte persone, anche data dal fatto che difficilmente rispetto alle famiglie italiane gli stranieri possono contare su una rete familiare in grado di sostenerli. Basti pensare se un giovane italiano perde il lavoro può comunque fare affidamento sui genitori, gli zii, i nonni, mentre un cittadino straniero difficilmente può contare su questa rete. Ecco, diciamo però che qui ci sono delle strategie che vengono adottate che fanno reagire meglio alle situazioni di difficoltà allo straniero rispetto alla famiglia italiana. Quindi ci sono dei meccanismi di reazione che sono più, forse anche di carattere psicologico, di adattamento ambientale o venendo da difficoltà molto Beh, più sì. importanti rispetto alle nostre, riescono in qualche modo ad avere una reazione più importante, Sì, insomma. diciamo che restano meno tempo disoccupati perché non possono permettersi di rimanere disoccupati, sia per la Quindi mancanza, adattabilità. sì, si adattano ai lavori poco qualificati, poco se vogliamo anche tutelati. Questo appunto per come diceva il mio collega, per la mancanza sia di reti familiari sia per il problema del permesso di soggiorno, nel senso che se non lavorano non hanno diritto al permesso di soggiorno, quindi non possono, anche se hanno un titolo di studio elevato, non possono cercare un lavoro inerente al loro titolo o cercare comunque una posizione migliore, devono adattarsi a fare quello che trovano. La crisi li ha colpiti probabilmente più degli italiani per diversi motivi, soprattutto perché ha colpito i settori dell'edilizia e i settori del manifatturiero, che sono settori in cui trovava parecchia occupazione lo straniero. Pensiamo all'edilizia, soprattutto il maschio straniero, e questo gli ha fatto perdere parecchi punti del tasso di occupazione, intorno al 15% l'occupazione maschile è diminuita degli stranieri.
anche l'occupazione maschile in generale, però in particolare quella degli stranieri. Invece l'occupazione femminile delle straniere ha perso molto meno. Questo perché trovano lavoro nei servizi alle persone, e abbiamo visto che le badanti continuano comunque a crescere, e anzi anche le italiane tendono a fare questo, sono in forte crescita, mentre diminuiscono i collaboratori domestici. Questo perché ci estende le badanti sono indispensabili per le famiglie, mentre il collaboratore domestico può essere definito quasi un lusso in tempo di crisi. E quindi questa adattabilità fa sì che, anche se sono laureati, vanno a fare i collaboratori domestici o le badanti, cioè quello che riescono a trovare. Il titolo di studio in genere è basso? Sì, in realtà è basso, e soprattutto stiamo attrando negli ultimi anni una componente straniera con un titolo basso di studio. Che questo non è positivo, o sì? No, però se lo confrontiamo al titolo di studio della popolazione italiana, vediamo che comunque non è molto elevato neanche quello della popolazione italiana, quantomeno rispetto agli altri paesi europei. La percentuale di laureati è molto più bassa, è tra le più basse dei paesi europei. Sì. Probabilmente per la tipologia strutturale che abbiamo, forse perché siamo un po' in ritardo quindi anche per questo probabilmente attraiamo popolazione. È vero che negli ultimi anni, probabilmente per la crisi economica, per il fatto che si tende, uno dei pochi settori che cerca di resistere alla crisi sono i settori di servizi, quindi l'assistenza, e la popolazione, gli ultimi arrivi di popolazione straniera è aumentato chi ha il titolo più basso. Noi abbiamo fatto un'analisi tanto per vedere se esiste un fenomeno di mobilità, di status sociale, nel senso, lo straniero che è arrivato qui 20 anni fa è uguale allo straniero che arriva qui negli ultimi anni. Certo. Abbiamo visto che non è così, nel senso che esiste un fenomeno di ascensore sociale che va molto piano anche per gli stranieri, nel senso che non aumentano in maniera spropositata le professioni qualificate, però gli stranieri arrivati 20 anni fa è più probabile che abbiano una professione qualificata rispetto a quelli appena arrivati, hanno uno stipendio più elevato. Un'altra cosa che abbiamo visto è che tendono ad essere imprenditori in maniera maggiore rispetto di quelli appena arrivati. Questo cosa vuol dire? Che magari essere arrivato 20 anni fa, aver fatto l'operaio, diversa, infatti. Si è praticamente inserito nel territorio, ha capito come funziona anche a livello di leggi imprenditoriali, si è messo in proprio, questo per avere magari uno stipendio leggermente più elevato, insomma. Quindi anche se in dimensioni ridotte esiste questo fenomeno della mobilità sociale, e la crisi ha un po' fermato questo fenomeno, perché li ha relegati sempre a meno professioni e sempre meno qualificate. Assolutamente, ecco, questo tra l'altro è sempre un aspetto negativo da valutare, perché siamo attrattori non di cose positive, cioè facciamo andare via le risorse importanti che magari scelgono altri paesi, sì. Quelle che sono da noi lo stesso se ne vanno via per poter vivere o sopravvivere, diventiamo attrattori di sì, in qualcosa. senso negativo, anche perché se la popolazione straniera rappresenta l'8% della popolazione italiana, si può capire che non è più è una componente importante, soprattutto di un paese che a livello demografico non cresce, e quindi è importante che sia una componente straniera positiva a livello di qualità, insomma. Ecco, la situazione abitativa. E quindi parliamo anche di integrazione territoriale di queste persone, poi ci parlava anche di credito al consumo, quindi ricorso ai finanziamenti, eccetera. Qual è tanto? Allora, generalmente per quanto riguarda la propensione al consumo, la ricerca che citavo, l'indagine della Banca d'Italia che citavo prima, parla di una propensione al consumo del 105%, cioè le famiglie straniere avrebbero una condizione per cui consumano più di quello che hanno a disposizione, e quindi mettendo in campo meccanismi di indebitamento. Questa è una situazione chiaramente difficile e che è legata sicuramente alla crisi, cioè non riescono a sostenere le spese quotidiane, quindi non riescono ad arrivare a fine mese. Anche perché hanno appunto una situazione abitativa più difficile rispetto agli italiani, mentre per le famiglie italiane la casa di proprietà è quasi una situazione sicuramente molto diffusa, gli stranieri sono prevalentemente in affitto.
quindi chiaramente hanno una spesa corrente più alta rispetto alle famiglie italiane. Invece per quel che riguarda i finanziamenti, il rapporto con le banche, visto che ci sono stranieri anche da tantissimi anni che sono qui, insomma, che tipo di situazione c'è? Anche qui c'è generalmente una situazione più difficile per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, l'accesso al credito. Ultimamente alcuni istituti bancari hanno colto questo bisogno predisponendo degli strumenti finanziari ad hoc per gli stranieri, anche se non è ancora una situazione diffusa e questo emerge ad esempio dalla tendenza a usare da parte degli stranieri prevalentemente il contante rispetto ad altri strumenti di pagamento. Quindi di conseguenza vuol dire insomma, che hanno c'è ancora una situazione di ritardo per quanto riguarda l'abitudine all'utilizzo di strumenti finanziari, bancari o bancomat o carte di credito. Allora, per quel che riguarda invece la situazione, avevamo accennato prima, la situazione familiare, le persone anziane, comunque ci sono persone anziane, genitori che invecchiano, insomma sono qui da molti anni come stranieri eccetera, come vivono, in che condizioni vivono? Si sa qualche cosa oppure sfuggono un po' alle indagini? Sfuggono un po' alle indagini perché sono molto pochi, nel senso che a livello di Datims la maggior parte degli stranieri, dei dati che hanno, in cui differenziano tra lavoratori, cassa integrazione disoccupati e pensionati, la percentuale di pensionati è minima, mi pare che sia attorno al 5%. La maggior parte di dati che abbiamo riguarda i lavoratori, quindi è vero una cosa che abbiamo notato, che ovviamente a diventare pensionati sono le etnie che sono qui da più tempo. Infatti. Nel senso, possono diventare pensionati. Esatto, possono diventare pensionati perché riescono, però sono per il momento ancora una percentuale molto bassa. Per il momento quello che abbiamo è l'apporto economico, insomma, dei lavoratori. Quello che incuriosisce anche questo, pensavo, ma questi stranieri scelgono l'Italia anche come dimora futura o sempre con la riserva poi di tornare a casa loro? Perché vedevo come dato, che almeno ho riportato in questo rapporto, la percentuale più in alta in assoluto di stranieri era quella degli rumeni, seguita poi dagli albanesi. La maggior parte sì, anche esatto, se... però molti di questi ragionano, metto via dei soldi e tutto, lasciano anche molti la famiglia in Romania e poi... diciamo che bisogna distinguere al di là della nazionalità, dal fatto che magari siano donne rumene che vengono qui per fare le badanti, quindi rimangono qui un periodo limitato, 10 anni, per poi tornare in Romania, in Albania con insomma, quello che hanno guadagnato e continuare la loro vita futura lì, però ci sono anche famiglie di rumeni. Allora, nel momento in cui una famiglia si stanzia qui, fa ricongiungimento familiare, non torna indietro. Quello che sta succedendo, il fenomeno delle badanti è sempre stato presente e continua insomma il suo decorso, mentre quello che succede è che esistono appunto negli ultimi anni ricongiungimenti familiari, quindi che riguardano un po' tutte le etnie, e anche quella dei cinesi per assurdo, anche se il 50% degli asiatici presenti nel nostro territorio, diversamente dal resto dell'Europa, sono qui per lavoro. E quello che succede è che ovviamente stranieri che non trovano lavoro qui in Italia possono decidere di tornare nel paese di origine, perché il costo della vita in Italia è notevole anche per potersi stanziare, esatto, anche per poter fare impresa ovviamente, mentre con i soldi che hanno da parte probabilmente nel paese nativo hanno più possibilità di sviluppo. In questo caso è difficile fare una statistica, nel senso che si verificano un po' tutti i fenomeni, tutti gli eventi. Esatto, no, questo che ha detto la dottoressa è anche molto interessante secondo me da tenere in conto, è vero. Allora, se la maggior parte delle persone che hanno una prospettiva, insomma, vuole andare all'estero, l'imprenditore guarda altre realtà dove una tassazione sia più bassa, dove ci siano meno oneri e disagi di vario genere, come anche la burocrazia. I giovani guardano all'estero come prospettiva per il lavoro, per un certo tipo. I giovani italiani stanno andando all'estero. Stanno andando all'estero e mi chiedo come sia possibile che uno straniero che viene da un'altra realtà, che quindi ha attraversato mari e monti in condizioni di difficoltà estrema, possa scegliere l'Italia come paese se non per pensare di
non dico alcuni delinquere, però tanti delinquono, andare ai margini della società o operare in un ambito illecito che magari sfugge anche ai controlli, anzi sfugge ai controlli, magari lo sanno perfettamente che c'è e noi ne siamo, basta avere un po' di informazioni e si sa che ci sono, e comunque muoversi in altri versanti, perché è inconcepibile che uno venga da un'altra realtà non sapendo dove va a parare, perché una volta, per carità, le informazioni erano del paese dei balocchi, si sta tanto bene, che bello, la fiction. Una volta in realtà serviva, serviva molto di più. E serviva molto di più, ma di fatto c'era questa possibilità, ma in questo momento assolutamente no. Se l'italiano fugge dall'Italia perché non trova prospettive, come fa uno straniero a scegliere l'Italia per venirci a stare? È questo che sfugge ai più. Perché adesso addirittura si parla del problema dove vanno ad essere allocati, cioè dove li metti che non c'è neanche più posto, vivono in condizioni indecenti. Questo che molti vorrebbero andare a capire, se non sei che hai diciamo così, un'altra finalità, insomma, tutt'altro che onesta, insomma, di integrazione. È una domanda abbastanza impegnativa. No, questo è un po' parlé che poi magari in base a tutti i dati che voi avete elaborato, eccetera, vi siete fatti anche dopo delle idee, delle valutazioni che sono delle considerazioni molto umane, insomma. Farei intanto una distinzione tra immigrati e profughi, nel senso che un conto sono i cittadini rumeni o marocchini che vengono e magari che hanno dei parenti già in Italia che lavorano e quindi vengono qui e tentano, o come lavoratori dipendenti o come imprenditori, di costruirsi una realtà solida, anche perché comunque rispetto al paese d'origine tentano comunque di avere una prospettiva migliore. Altra situazione invece è quella dei profughi, su cui appunto in questi giorni c'è il dibattito di dove metterli, nel senso che il sistema nazionale cosiddetto SPRAR, cioè il sistema per rifugiati e richiedenti asilo, non è assolutamente adeguato, quindi però questi sono gente che fugge da situazioni di guerra, quindi chiaramente tra l'Italia in crisi e la Somalia in guerra, certamente preferiscono l'Italia in crisi. Sicuramente diventa un problema per il nostro Paese l'accoglienza, che comunque è un dovere stabilito non solo dalla Costituzione ma anche dai trattati internazionali, il dovere di accoglienza dei profughi e di gente, cioè che scappa da situazioni in cui rischia la vita. Assolutamente. E giustamente questo dovrebbe diventare un problema europeo, non tanto italiano, perché questa gente non viene in Italia, viene in Europa. L'Italia è la porta, ma dovrebbe essere un problema affrontato, come più volte ha ripetuto anche il Ministro dell'Interno, a livello europeo. Che infatti questo però non si sta... Ma in questo sembra che entro fine anno l'operazione Mare Nostrum dovrebbe passare a Frontex, che è l'agenzia europea per il coordinamento delle frontiere esterne. Che ha la sua sede lontanissima dalle frontiere esterne. Sì, sicuramente, però appunto dovrebbe già adesso Frontex ha un paio di missioni di controllo nel Mediterraneo, dovrebbe potenziarle e quindi prendere il posto di Mare Nostrum. E quindi diventare di competenza e onere dell'Europa anziché dell'Italia, in questo senso. Esatto. Che cosa potrebbe cambiare con questo tipo di prospettiva? Ma cambierebbe il fatto che l'accoglienza non sarebbe più in capo solo al nostro Paese, come avviene adesso invece che appunto questi 118.000 sbarcati devono essere in qualche modo allocati dalle varie prefetture, che fanno veramente fatica a trovare posto, tant'è che li stabiliscono provvisoriamente o negli alberghi o nelle caserme in disuso. Infatti, con tutta una serie di problematiche sia per il territorio sia per la stessa abitabilità di queste persone, mentre chiaramente avendo uno sforzo a livello europeo sarebbe un costo e un dispendio di risorse più distribuito. Ecco, andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme per trarre un po' le conclusioni e quindi vedere anche i nostri ospiti altri elementi.